Tutti bevono chinotto, ma quasi nessuno sa cos'è davvero. Non è solo una bibita nera, è un agrume, un frutto. E nasce anche in Sicilia. Si chiama Citrus myrtifolia. E chi lo ha assaggiato una volta non se lo dimentica più. Piccolo, amaro, con la scorza spessa e un profumo intensissimo. Nessun bambino lo mangiava per golosità, ma gli anziani, i contadini, lo conservavano gelosamente. Già negli anni 30, da questo frutto nasceva la bevanda chinotto, che tutti oggi conoscono, ma quasi nessuno sa che viene da un albero, da un agrume vero, e non da una fabbrica. Il chinotto veniva coltivato in Sicilia, in Liguria, in Calabria, ma in Sicilia questo frutto si nascondeva tra gli aranci e i limoni, quasi a voler restare un segreto. Si usava anche nei rituali popolari, e in alcune zone della Sicilia si diceva che portasse equilibrio tra corpo e spirito. Oggi lo bevi dal supermercato, con le bollicine e il tappo di plastica. Ma una volta il chinotto si estraeva a mano, con pazienza, e lo si beveva solo nei momenti speciali, magari a fine pasto, con scorza di limone e chiodi di garofano. Era la bibita dei nonni, dei bar di paese, delle feste patronali e delle serate estive. Non c'era pubblicità, solo gusto. E quel gusto veniva da un frutto vero. La prossima volta che bevi chinotto, ricorda, stai assaporando un agrume, un pezzo di Sicilia che quasi nessuno ricorda più. Tu lo sapevi? Scrivilo nei commenti. E se ami la Sicilia vera, seguimi.